Polo Santa Chiara è nei programmi di tutti i candidati che sono quasi tutti d'accordo nel bocciare il Genius Center. Ecco Piazzolla di San Vito, il presidente di quartiere boccia il progetto e annuncia che sarà rivisto. La proposta per le famiglie è trasformare la scuola di via Sonda in un nuovo nido comunale. Il maltempo provoca una perdita del 70% del raccolto delle ciliegie e l'allarme di Coldiretti. 47 frane, una situazione molto delicata a Marostica, dove il sindaco tira le somme dei danni del maltempo. Ristoratori delle colline marosticensi arrabbiati per le comunicazioni sul maltempo. Cresce l'attesa per la donata triveneta degli alpini, in programma dal 14 al 16 di giugno a Bibione. Inaugurato nell'Alta Padovana a Carmignano di Brenta un murales per ricordare i giovani valori della legalità. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Apriamo questa edizione con i temi della campagna elettorale. Ormai mancano pochissimi giorni al voto e ci sono alcuni temi che si rincorrono in questa campagna davvero infuocata, e uno di questi è quello relativo al futuro dell'ex Santa Chiara. Abbiamo sbirciato all'interno dei programmi delle varie collezioni. C'è a Bassano un punto nero. Un buco con la città intorno, per citare una vecchia pubblicità di una caramella. È il Polo Santa Chiara, ex caserma Cimberle Ferrari, che da troppo tempo ormai rappresenta un vuoto urbanistico nel bel mezzo del salotto buono cittadino. Ogni candidato ha una sua proposta per riempire questo buco e il tema è diventato uno di quelli che scottano in campagna elettorale. Roberto Campagnolo, ma questo si sapeva già prima di entrare in campagna elettorale, è estremamente contrario al progetto del Genius Center così come è stato incardinato dall'amministrazione Pavan. La sua coalizione intende comunque restituire alla città questo luogo tramite uno spazio pubblico con una piazza in grado di ospitare mercati, eventi, mostre e concerti. Il tutto coinvolgendo cittadini e attività produttive nel percorso decisionale. Pure Nicola Finco stronca il genius della Pavan e propone un'area più sostenibile dal punto di vista economico, destinata a spazi ricreativi, commerciali e di lavoro. Gianni Zen propone il mercato chiuso che va sotto il nome di Emporio del Brenta, seguendo l'esempio di mercati al coperto come quello del Salon a Padova, Barcellona o Livorno. Uno spazio commerciale in grado di ospitare eccellenze e artigiani, fiere, festival ed eventi. Roberto Marin propone la Piazza dei Giovani, ovvero uno spazio di incontro, relazioni, scambio di idee, studio e opportunità per l'imprenditoria giovanile. Per il candidato saranno proprio i giovani protagonisti di questo cambiamento, da attuare tramite fondi mirati sia per la realizzazione che per la gestione. Ed Elena Pavan? La sindaca parla dell'ex Santa Chiara nel suo programma solo per ricordare che è una delle sedi proposte per il nuovo teatro cittadino. Ma del Genius Center, pallino della sua amministrazione, non c'è neanche un accenno. Niente di niente nelle 16 pagine di programma depositato in albo pretorio. E c'è chi suggerisce che non si tratti di una dimenticanza, ma di un'omissione voluta per evitare di riportare sotto i riflettori un progetto che ha già subito bocciature amministrative e politiche, per non parlare della modalità di finanziamento che per molti vincolerebbe i bassanesi a una spesa ingente per troppi anni. Insomma, non ci vuole un genio, anzi un genius, per capire che è arrivato il momento di tappare quel buco. Speriamo solo che il tacon, come si dice in Veneto, non sia peggio dello sbrego. Pochi giorni ancora prima del voto, ma ogni sera vi racconteremo la campagna elettorale, le proposte, idee e temi qui nel nostro telegiornale. E vi raccontiamo ormai da qualche giorno anche la vicenda dell'Eco Piazzolla di San Vito. Ora c'è una nuova voce piuttosto polemica. Sentite. La cittadinanza era stata informata, il quartiere era stato informato. Allora, questo progetto risale al 2017, ETRA provò a portare avanti questo tipo di raccolta differenziata e che fu bloccato all'epoca. È rimasto nei cassetti e improvvisamente è venuto fuori con la delibera di aprile. Noi l'abbiamo preso dai giornali e ne avevamo parlato in consiglio di quartiere, ma sembrava una cosa che fosse molto lunga. Il PNRR ha dato soldi all'ETRA che deve spenderli entro il 2026 e quindi l'ETRA adesso è partita lancia in resta per cercare di spendere questi soldi a fondo perduto. Risponde così Stefano Monegato, presidente del quartiere San Vito, che si è momentaneamente autosospeso in virtù del fatto che risulta candidato nella coalizione a sostegno di Elena Pavan. La questione dell'Eco Piazzolla è diventata un vero e proprio caso politico e non solo.
Monegato fa chiarezza anche sulle prossime mosse del quartiere in merito al futuro dell'ecopiazzola. Abbiamo preso accordi sia con l'amministrazione, sentito il segretario generale, che il primo consiglio utile di luglio, perché adesso è tutto sospeso, c'è la possibilità di fermare questo con una votazione in Consiglio Comunale. Questo è quello che cercheremo di fare e che faremo. Dunque la volontà del quartiere è quella di bloccare il progetto e di intervenire in maniera risolutiva sulla delibera di aprile. Ma come risponde a chi parla di propaganda politica da parte della sindaca uscente? A parte che tutte le liste hanno persone in tutti i quartieri, non vedo assolutamente questo discorso, perché Facchin, che è anche un amico, dovrebbe sapere che il responsabile ETRA che porta avanti questo progetto è nella sua lista, è candidato con impegno per Bassano. La cittadinanza, bene che abbia fatto la raccolta di firme, vuol dire che il problema è sentito e, come abbiamo scritto nel libretto, ci impegneremo per seguire al massimo i dettami di quanto verrà deciso dalla popolazione di San Vito. Restiamo nei quartieri per una proposta scolastica. Puntare sulle nuove generazioni, cominciando con l'intensificazione e il potenziamento delle strutture pubbliche dedicate ai più piccoli, leggasi asili nido comunali. Allo stato attuale il comune di Bassano offre 150 posti nido integrati da alcune strutture private, insufficienti per coprire la domanda e venire fattivamente in aiuto delle famiglie. È per questo che Bassano per Tutti lancia una proposta concreta, con la convinzione che il nido sia un investimento redditizio, soprattutto per gli uomini e le donne di domani. Noi oggi facciamo pubblicamente la nostra proposta, di cui parliamo da mesi, la realizzazione di un nido, di un altro nido comunale, verosimilmente in Sinistra Brenta. Abbiamo anche identificato una possibile sede, che è la scuola di proprietà comunale di Via Sonda, che verosimilmente verrà lasciata dall'Istituto Parolini, che si sposterà in sede centrale. Aprire o non aprire un nido è una scelta di bilancio, cioè si deve operare sul bilancio e fare una scelta. I bambini che hanno frequentato il nido sono meno soggetti alle povertà educative, sono bambini più preparati, più competenti. Allora, avete sentito, i temi di questa campagna elettorale sono anche quelli dei quartieri, della vita di ogni giorno delle persone che vivono a Bassano, ma ci sono anche temi quotidiani legati al maltempo, ai disastri che ha fatto il maltempo in tutto il territorio. Si fanno i conti dei danni anche in agricoltura. Sulle varietà precoci, medio precoci, insomma il danno può essere quantificato in un 70%, mentre su quelle tardive che stiamo ancora raccogliendo e andranno a finire la raccolta questa settimana e la prossima, si parla già di un danno insomma approssimativo del 60%. Sono dati allarmanti quelli dati dal presidente del mandamento marosticense di Coldiretti, Paolo Bucco, relativi al raccolto di ciliegie devastato dal maltempo dei giorni scorsi, un territorio collinare messo in ginocchio dall'acqua e dalle temperature basse. Quasi tutto il raccolto è andato perso, quindi con danni importanti alle aziende. Sì, danni importanti. Dopo, quando il prodotto è rovinato, è difficile anche dopo da cernire, è difficile dopo anche da portare al consumatore, perché comunque il danno implica anche una durata minore. Visto il reiterarsi di questi gravi episodi di maltempo, Bucco è convinto che serva assolutamente lavorare, oggi più che mai uniti, istituzioni, politica, agricoltori. La Pedemontana è un territorio che si è dimostrato fragilissimo, che è ammalato, perché vediamo le frane che sono successe nel Marosticense, ma che comunque si alternano da una parte e dall'altra a seconda della perturbazione come arriva, insomma. Perciò bisogna cercare di curarlo prima possibile. L'unica cura è cercare di fare quella manutenzione quotidiana che sono in grado di fare gli agricoltori. Ecco, perciò bisogna che ci mettiamo attorno a un tavolo, che cerchiamo di trovare delle soluzioni per dare la possibilità di chi lavora in questo territorio di continuare a farlo e soprattutto di avere un reddito da questo. Lei ha detto la montagna ha una tutela, l'area collinare è in un limbo. È vero, se noi andiamo a guardare anche i precedenti PSR che ci sono stati gli anni scorsi, insomma i punteggi che le priorità erano sempre date alla montagna e noi come colline siamo sempre stati là nel limbo, perciò io penso che adesso è arrivato il momento di curare questo territorio. L'ondata di maltempo ha creato anche parecchi timori fra le persone che magari potevano salire sulle colline, non si sono andate per paura di quello che è successo, e qualche ristoratore si lamenta. Sentite.
Più persone ci hanno chiamato per sentire se la strada era percorribile, se eravamo raggiungibili, perché appunto si sono preoccupati delle notizie date dai media. È la lamentela espressa da uno dei ristoratori di Crosara, che ha riportato le difficoltà avute dai suoi clienti, ma anche dai parenti residenti in altri territori, preoccupati che la situazione del maltempo dei giorni scorsi avesse reso inaccessibile la frazione di Marostica. La strada in verità è sempre rimasta aperta e il cartello posto all'imbocco della salita sul Ponte Campana non è mai stato scoperto, né alcuna ordinanza sulla viabilità della provinciale 71 è mai stata emessa dal comune. L'allarme è giusto che ci sia stato, adesso fortunatamente è rientrato, non siamo più in zona rossa e la viabilità e la circolazione è tornata tutta regolare. Resta l'amarezza per aver dovuto spiegare ad avventori e conoscenti che la situazione, pur critica per le tante frane presenti nel territorio collinare marosticense, non impediva l'accesso a Crosara. Non è una colpa vera e propria, è giusto dare le notizie con meno enfasi, diciamo così. Allora, per la prossima volta, un consiglio a tutti. Venire sul posto e vedere direttamente e testare o chiamare prima sicuramente. E sul posto c'è di sicuro il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo, che da giorni sta vivendo letteralmente nelle zone interessate da frane e smottamenti. Questa notte sono stati sbagliati per l'ennesima volta i modelli matematici delle precipitazioni, erano previsti 6, ne sono scesi 44 di millimetri. Abbiamo fatto un sopralluogo questa notte a mezzanotte e 40 e uno alle 3 proprio per verificare i fronti frana. La situazione continua a essere preoccupante, anche se molti pensano che non lo sia. In questo momento è stata tagliata la parte di cornicione di una struttura che impedisce la corretta entrata, diciamo, dei primi mezzi che cominceranno già domani, se il servizio forestale avrà già le disponibilità per cominciare a asportare il materiale, e adesso stanno facendo le verifiche gli ingegneri e i tecnici per fare il puntellamento di quello che è la soletta interrata che copre il tombotto e la struttura superiore, perché dovremo abbatterla per poi far entrare gli scavatori pesanti. Siamo arrivati a numero di 47 frane, l'ultima segnalata questa mattina. Abbiamo sempre via Valeri che è una difficoltà importante di interventi e attenzionato speciale Longhella. Abbiamo 8 frane in movimento dove eravamo già intervenuti con i micropali e le strade sono in sicurezza, in questo momento sono aperte, però i fronti collinari stanno letteralmente scivolando a valle ed è una situazione un po' difficile e drammatica. Affinché c'è comunicazione si evita che ci siano le disgrazie. Questa era una risposta anche a chi si lamentava un po' delle comunicazioni date in tempo di emergenza. Adesso cambiamo argomento perché la scomparsa di Loris Comparin, campione di karate, stringe nel lutto 2 comunità. 2 comunità si stringono per piangere la scomparsa dell'ex campione mondiale di karate, morto venerdì all'età di 46 anni, la cui data delle esequie, in un primo momento fissata per mercoledì, è stata rimandata. Arsiero Etienne, dove viveva e insegnava l'arte marziale che l'ha portato ad essere plurititolato. Era stato 23 volte medaglia d'oro in Italia, 3 volte a livello europeo, 4 volte campione del mondo. Cordoglio espresso dalla Federazione Educativa Sportiva Italiana di Karate, dal maestro Sine Enke, che lo ha voluto ricordare in un post su Facebook come un ragazzo meraviglioso al quale sarebbe stato impossibile non voler bene, così come cordoglio da parte della comunità a cui ha dato molto in termini sia sportivi che umani. Loris non era solo un atleta eccezionale, ma anche un esempio di dedizione, di passione e di grande umanità. La sua forza, sia in campo che fuori, ha ispirato molti. Le sue vittorie erano il frutto di un impegno costante e di una determinazione davvero straordinaria. Cambiamo ancora argomento, parliamo della Dunata Triveneta degli Alpini. Mattinata di ricognizione per gli alpini a Bibbione, penne nere tra vie e piazze della città balneare per definire luoghi e logistica della Dunata Triveneta che come consuetudine si tiene a metà anno. L'appuntamento è tra il 14 e il 16 giugno, partendo dalle vette più alte per arrivare al mare. Abbiamo pensato di dare un prologo importante a questo raduno, facendo una discesa del tagliamento a piedi per fare omaggio a questo fiume sul quale sono state scritte delle pagine di storia della Prima Guerra Mondiale.
Si parte venerdì alle 7 dal Passo della Mauria, a confine tra Veneto e Friuli, alle sorgenti del Tagliamento, e con una serie di staffette in collaborazione con le sezioni del Cadore, Carnica, Gemona, Udine, Pordenone e Venezia, la Marcia del Ricordo toccherà una serie di commemorazioni. Tolmezzo, Gemona, Spilimbergo, San Vito al Tagliamento, La Tisana, fino ad arrivare sabato a San Michele al Tagliamento, dove la staffetta si sdoppierà per ricongiungersi sul ponte di Bevazzana, dove un'imbarcazione porterà un cuscino di fiori in ricordo dei caduti di tutte le guerre. Poi gli alpini arriveranno a Bibione, che si incontreranno qui il sabato pomeriggio alle ore 17:30 in piazzale Zenit. L'abbiamo studiata in maniera tale da essere puntuali, perché alle 18:30 qui ci sarà il primo avvenimento ufficiale, che è l'apertura del nostro raduno, che è l'alzabandiera con il saluto del sindaco e le allocuzioni. Il clou sarà domenica con la sfilata del terzo raggruppamento, quando a Bibione arriveranno le penne nere del Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre alle sezioni ospiti dall'Italia e le rappresentanze da tutto il mondo. Un raduno che, come sempre, vi racconteremo tutti i giorni, con servizi e dirette. Naturalmente questa sarà una donata, visto che Vicenza ha fatto letteralmente il botto come numeri, come dati, come tutto, sarà una donata che racconteremo per filo e per segno con una serie di dirette e di edizioni straordinarie, come sempre qui su Rete Veneta. Adesso cambiamo ancora argomento, perché c'è stato un cambio al vertice della Croce Rossa bassanese. Francesco Zen è il nuovo presidente della Croce Rossa di Bassano. 26 anni, da 10 attivo nell'associazione, vuole dare una ventata di freschezza al gruppo, da sempre in prima linea nell'aiutare chi si trova in condizioni di bisogno. Basti pensare al lavoro che fanno in tema sanitario, a sostegno delle famiglie in difficoltà, con le consegne di pacchi di alimenti, o ancora il contributo che hanno dato assieme a tanti altri gruppi di volontariato presenti in città durante la pandemia. Essere presenti sempre sul territorio per il territorio, dice Zen. Proseguiremo con tutta la parte di attività sanitarie e educazione sanitaria su cui già il Comitato ha investito molto. Sicuramente sarà da riprendere in mano e intensificare l'attività di protezione civile, e poi abbiamo progetto di ampliare l'attività, anche l'offerta del materiale sanitario dell'ambulatorio di prossimità di Piazza Terraglio, in quanto siamo stati da poco vincitori di un bando nazionale e avremo dei fondi da investirci sopra. Ho iniziato prestissimo, il Comitato di Bassano è uno dei comitati con l'età media più bassa del Veneto, tra i 27 comitati del Veneto, quindi questo ci rende particolarmente orgogliosi. Le attività dei giovani, ma soprattutto rivolte ai giovani, si stanno intensificando, sono sempre state importanti e valorizzate. Penso al recente ingresso di Croce Rossa Bassano nella città del Dono, dove proprio ci viene chiesto di fare in modo che più giovani si approccino al mondo della donazione di sangue, e eventualmente anche di manifestare liberamente la loro volontà di donare organi e tessuti, che sappiamo essere fondamentale. Torna anche quest'anno la maratona pianistica, vediamo. Nel mese di giugno torna la maratona pianistica, che quest'anno nella sua 12ª edizione conterà 6 appuntamenti tra Marostica, Bassano, Possagno, Casale sul Sile, Romano e Gallio. A questa si affiancano i concerti delle eccellenze venete il 14 e il 21 di questo mese, rispettivamente a Cartigliano, a Villa Cappello, e a Feltre, a Palazzo Guarnieri, oltre alla rassegna di Villa Albrizzi Marini a San Zenone degli Ezzelini. Quest'anno la maratona ha registrato numeri da record, come dichiara l'organizzatore della kermesse musicale, il maestro Luigi Ferro. Quest'anno abbiamo superato le 1000 adesioni. E ci spiega le chiavi di lettura di questo appuntamento tanto atteso e seguito soprattutto dai più giovani. Possono essere tante le chiavi di lettura, in primis la passione per la musica, per i ragazzi, ma c'è anche tanta idea didattica educativa, tanta idea culturale, musicale, diffondere la musica, diffondere il bello, anche perché le location sono tutte molto suggestive, storiche, quindi unire il territorio alla musica, alla cultura e all'educazione dei ragazzi per me è il massimo. Prossima tappa della maratona pianistica domenica 9 giugno a Possagno, davanti al Tempio Canoviano. Nell'Alta Padovana è stato inaugurato un murales per insegnare ai giovani i valori della legalità.
Un murales per lottare contro l'illegalità. Inaugurata un'opera dell'artista C0110 all'ingresso della scuola secondaria di primo grado Ugo Foscolo di Carmignano di Brenta in occasione della prima edizione del Festival della Legalità promosso dall'amministrazione comunale locale. Una collaborazione tra la scuola e il Consiglio Comunale dei Ragazzi per sensibilizzare anche i più giovani alla cultura della legalità. L'opera, intitolata Noi cittadini liberi, ritrae i giudici Falcone e Borsellino, due simboli della lotta alla mafia uccisi nel 1992. Solo attraverso la conoscenza e la cultura si possono combattere l'illegalità, ogni forma di mafia, l'omertà e anche l'indifferenza. Dopo di noi alle 21:15 una puntata molto interessante di Focus con il nostro direttore Luigi Baccialli, che avrà come ospiti Lara Bisin, Seide Ciaibi, Vinicio Corrent, Alberto De Franceschi, Gio Formaggio, Giuseppe Montuori, Michele Toaldo e Antonella Tocchetto. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e come sempre vi lasciamo al meteo.